Amici bellini, non ci voleva proprio, perché adesso non abbiamo nient'altro di cui parlare se non fare delle ipotesi, delle congetture. Cominciano a uscire le voci in città di quello che potrebbe essere successo. Ognuno avrà la sua idea, ognuno avrà il suo spiffero, però noi dobbiamo rimanere calmi, perché la stagione, tra virgolette, è appena cominciata, non è alla fine. Non parliamo di traghettare proprio niente, perché io me lo ricordo i discorsi di 2 anni fa. Cominciamo. E voglio tirare le somme insieme a voi. Insomma, non ho un'idea precisa su come la situazione si possa risolvere. Anzi, veramente viaggio, sto in alto mare, cioè vado a braccio, do il benvenuto. Pensavo Carmine Martino, no, a Carmine Marino do il benvenuto, saluto Carmine Martino e do un abbraccio a tutti i nuovi iscritti. Mi dispiace se siete capitati su questo canale in questo periodo. Di solito noi ci divertiamo molto di più e post partita facciamo delle analisi tattiche, ci divertiamo a capire i movimenti, e in queste analisi abbiamo visto negli anni, compreso l'anno scorso, insomma, le cose anche positive di un Conte che veniva etichettato come un dinosauro che non fa giocare le squadre, che fa solo difesa e contropiede. E io con molta umiltà mi sono messo lì a capire, aspetta, fammi vedere, perché forse non è detto che sia così, e ho visto che ad ogni partita Conte ci ha fatto vedere qualche piccola idea che alle volte funzionava e alle volte no, ma se alla fine l'anno scorso siamo riusciti a vincere lo scudetto vuol dire che in massima parte ha funzionato. Poi però dobbiamo essere precisi, perché molte partite sei riuscite a prenderle per la coda all'ultimo secondo, alcune partite erano in bilico, e il calcio è anche questo. Noi abbiamo purtroppo, per fortuna, un ricordo, insomma, di uno scudetto dominante dove niente era in discussione, i più forti dall'inizio alla fine, mentalità, gioco, dominanza, dominio assoluto, e niente era in discussione, nonostante il lavoro di Spalletti fosse stato messo in discussione l'anno prima. Però è stata un'annata meravigliosa, dove le altre ad ogni inciampo poi hanno cominciato a mollare, perché vabbè, il Napoli non molla, se noi facciamo un errore ci allontaniamo sempre di più, e quindi si è creato questo distacco assoluto. Molto diverso è stato l'anno scorso, dove insomma eravamo lì, lottavamo, poi ogni tanto se arrivava una scivolata, poteva arrivare una scivolata anche dall'Inter, e alla fine si è giocato sul punto a punto. È stato emozionante anche vincere in quel modo, perché era una sensazione diversa, ma da lì dovevamo partire per affrontare la stagione successiva senza pensare di essere i più forti in assoluto e partire in cavalleria perché venivamo dalla vittoria. Semplicemente dovevamo tenere presente quelle difficoltà che c'erano state anche l'anno scorso e cercare di migliorare e di risolverle. Per fare questo si è attinto al mercato, e io al mercato ci voglio arrivare, perché se parliamo dei nuovi, se Conte spesso ha parlato insomma di alcuni nuovi su cui bisognava avere pazienza per l'inserimento, poi si è rivolto ai vecchi perché non vedeva un'applicazione totale anche da parte del gruppo storico, e io anche uomo su uomo vorrei capire. Però abbiamo parlato ieri in live, non vi chiedo di recuperare la live perché è antipatico, no, andatevi a vedere 2 ore e mezza di live, no, riprendiamo il discorso, perché le sue parole sono quelle fondamentali, che ci fanno capire un po' l'atteggiamento. E quando voi mi dite è uguale a quello che ha detto al Tottenham, l'ho riascoltata, effettivamente proprio alcune scelte delle parole sono proprio identiche, cioè il non siamo squadra, we are not a team, di art, lui dice di art perché poi c'ha l'accento così, ma alla fine si capisce che parla del cuore, che manca il cuore alla squadra. L'unica differenza è l'atteggiamento. Quel Conte là era molto più incattivito. Il Conte che abbiamo sentito ieri è un Conte più che incattivito, avvilito. L'ho visto veramente deluso anche con la sua persona. Questo atteggiamento l'ho visto quando lui si è reso conto l'anno scorso che non poteva far nulla, per esempio sul discorso Kvara, cioè il non avere, il pensare di avere un ascendente su alcuni giocatori e il rendersi conto no, forse questo ascendente non ce l'ho su tutti, e lui forse parte da questo. Per questo lui rimane deluso e dice io non posso difendere più nemmeno me stesso, perché lui si presenta
volta dicendo io faccio crescere i calciatori mi seguono fino in fondo, si buttano nel fuoco con me, e lo abbiamo anche visto all'inizio, perché altrimenti quelle immagini dei 10, dei 7 giocatori che rincorrono Leao, e quella è una squadra che di squadra va a fare un discorso mentre sta cercando di recuperare una partita. Quindi qualcosa deve essere successo nell'ultimo periodo. Conte ci aveva dato un'iniziale avvisaglia, perché aveva cominciato a parlare, però aveva ricominciato anche a difendere i calciatori, perché altrimenti non avrebbe detto le cose che aveva detto. E poi ieri le parole pesanti sono queste qua. Delle volte che li puoi proteggere, altre volte che non li puoi proteggere. Io non posso proteggere me stesso, perché sto dicendo che in 4 mesi si vede che non ho fatto un buon lavoro, quindi io sono il primo responsabile. Se c'è la possibilità di riuscire a cambiare, non lo so da un punto di vista, sai, quando subentrano delle dinamiche extracalcistiche e non calcistiche è più semplice, tecnica o tattico. Quando poi vai nella testa del calciatore, nel quale il calciatore, lì so cavoli amari, devi essere bravo, e significa che io non sto facendo un buon lavoro, quindi mi prendo tutte le responsabilità. Radio CRC. Con questa vittoria, questo spirito, il Bologna può puntare ai primissimi posti del campionato. Cioè, io ieri, quando ho ascoltato in live, poi mi sono reso conto, ho detto deve essere un errore, non può essere. La domanda di Radio CRC, la radio partner del Napoli, chiede: ma questo Bologna può vincere il campionato se continua così? Che sta facendo una domanda. Rabbrividisco tantissimo. La radio partner chiede come va il Bologna, parentesi chiusa, perché poi si fanno i salti mortali quando da un punto privilegiato prima si dice imbecille vero, poi si dice no, ho scelto io ho proposto la tua candidatura, poi no, sei un idiota, poi si può cambiare idea, si può tranquillamente, semplicemente senza avere un'idea tranciante, tu puoi semplicemente analizzare lo sviluppo, perché le cose cambiano, e quando le cose cambiano tu sei anzi è meglio, e sarebbe da stupidi rimanere bloccati su una sola cosa. Io se vedo che Conte la squadra la gestisce bene, se i giocatori fanno quello che lui dice e vedo un riscontro sul campo, io sarò sempre con Conte e chiederò ai giocatori di essere più precisi. Se invece vedo che certe cose non le fanno più i calciatori, anche come iniziativa, anche come voglia di andare oltre, vuol dire che io sto con Conte nel dire quello che lui sta dicendo, è colpa sua che non li sta gestendo più bene e non è riuscito a fargli dare in queste ultime partite quello che una squadra deve dare, perché stiamo parlando sempre dei dettagli per vincere il campionato, perché se poi noi guardiamo la classifica, e non voglio, è un esempio perché mi è capitato sotto mano la classifica della Premier League e vedo che il Manchester City ha 22 punti con 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, come il Napoli tale e quale. Quindi la classifica non è una classifica che ti fa parlare esonero, dimissioni, dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, paura in città, crisi aperta e crisi nera. Però sarebbe assurdo mettere la testa sotto la sabbia e non vedere che c'è un andazzo, che c'è un atteggiamento. E quando Conte parla di situazioni extracampo, io spero, la speranza mia è che lui stia ancora in qualche modo difendendo il suo lavoro, nel senso, voglio portare avanti dei discorsi extracampo che secondo me non se li inventa, ci devono essere perché si vede in campo che l'atteggiamento non è quello più, però che lui stia portando avanti quelle come cosa in più importante, perché dice io se la tattica è sbagliata posso intervenire, ma la tattica è giusta e quindi bisogna intervenire sulla mente, sul cuore dei ragazzi. Quindi spero che in questo momento Conte stia facendo il piagnone all'ennesima potenza per difendere il suo lavoro e per dire non è colpa mia. La speranza che stia esagerando è che invece la cosa, nel momento in cui tu ingarri 2-3 partite consecutive dove riprendi a segnare e i ragazzi si sentono anche più invogliati a fare,
perché lo sforzo è abnorme e lo sappiamo. Se a questo sforzo non arrivano anche i risultati, non corrispondono i risultati, lì ti viene meno tutto, e la stanchezza si fa sentire di più, e l'età aumenta, e probabilmente dall'interno quelli che sono magari i nuovi inseriti che vedono di avere poco spazio, un malumore a volte vocale, a volte fatto di silenzi, a volte fatto di atteggiamenti che possono dare fastidio. Si crea la situazione di adesso, che a livello di punti di classifica non è preoccupante, ma a livello di futuro e di andazzo tu puoi cominciare a scivolare e non la smetti più di scivolare, perché le altre non si fermeranno o continueranno a inciampare come te. Però stiamo vedendo, la Serie A ci ha raccontato che c'è una squadra che è più forte delle altre, come al solito, e che è l'Inter, e che dopo le difficoltà iniziali che hanno avuto anche loro si sono compattati, l'ambiente è tutto convinto, sono contenti dell'allenatore, l'alternanza di tutti i giocatori invece di creare problemi sta funzionando, e quindi rispetto ai risultati tutto bene. Contini, Ambrosino, Vergara non credo che creino problemi, anzi Ambrosino e Vergara sono molto stimati da Conte li ha citati più volte, sono rimasti, non avranno grandi opportunità, o forse sì, se si deciderà che qualcun altro nei loro ruoli fa parte di quelle mele marce, se vogliamo chiamarle così, che in questo momento non aiutano. Meret, infortunato, può avere, qualcuno sta dicendo no, l'importanza di Meret avete sottovalutato. Sta là, cioè non è un leader che si fa sentire, è Maignan che va a centrocampo, si piglia il pallone e parla con tutti, no, qui Meret sta là. Di Lorenzo è ovviamente uno sul banco degli imputati, perché capitano e perché il suo atteggiamento è un pochino abulico, si vede che è proprio che è svuotato e che non dia una mano anche per esempio nel protestare fermamente contro un arbitro, che gli arbitraggi li stiamo vedendo, che però sappiamo come funziona, quando le cose vanno male gli arbitri ci mettono il carico, è sempre così, forse è sempre un po' più colpa tua, e poi gli arbitri fanno il re. Buongiorno, parlerei di stato di forma, non di dissidenza, perché alla fine è sempre titolare quando sta bene. Politano, sempre titolare, quindi non è un problema che lui non si sente più protagonista. Potrebbe essere, qualcuno dice stanco di fare tutto il lavoro anche di copertura così, ma l'ha sempre fatto, adesso improvvisamente non lo vuole fare più, mi sembrerebbe strano, e se anche fosse così dove sono quelli che lo possono sostituire? E ci arriviamo. Savic, titolare inamovibile, ovviamente. Beukema si è fatto vedere all'inizio, forse Conte non era contentissimo del suo apporto, lo abbiamo sempre visto sorridente, non lo vedo uno che si mette là a creare problemi agli altri. Gutierrez, l'unico che ha parlato anche sui social, perché grande prestazione, sta guadagnando minuti nelle gerarchie. Mazzocchi potrebbe avere il diritto di essere un po' arrabbiato, perché se Di Lorenzo non performa e lui è il terzino destro di riserva, potrebbe anche dire qualcosina, ma non abbiamo sentito niente da parte sua. Rachmani è tornato inamovibile, e non c'è dubbio. Juan Jesus, l'unico leader vero di questa squadra, che non ha mai avuto velleità di giocare da titolare, ma che si fa trovare pronto quando è il momento. E Juan Jesus lo possiamo ricordare, il fatto di Lang, eccetera eccetera. Quindi Juan Jesus secondo me ha un occhio su tutte le situazioni, può dare una mano, perché lui ha detto Conte o mi finisce la carriera o me la allunga, e gliel'ha allungata. Olivera, protagonista anche lui di vari rumor, perché lui sì che è sparito dai radar, perché Gutierrez è cresciuto e Spinazzola quando sta bene gioca lui, quindi Spinazzola. Lobotka non lo vedo proprio il tipo, Gilmour non lo vedo proprio il tipo, Anghissà è un leader. Un'altra cosa che possiamo ricordare, che mi hanno segnalato, mi hanno ricordato, ricordate quando Conte se la prende molto con Di Lorenzo per quel passaggio sbagliato, Anghissà cerca di calmare Conte, dice calma, ho capito, sì ha sbagliato Di Lorenzo, però calmiamoci un attimo. Forse l'esasperazione di certi atteggiamenti non dà tranquillità alla squadra. De Bruyne meglio averlo che non averlo, e non lo dobbiamo ripetere più. Elmas sta lì, è tornato con la voglia di dare una mano e lo sta anche giocando. McTominay lo vediamo molto nervoso, questo è senza dubbio. Può essere che si senta un po' fuori fase per una questione di non è al centro del gioco, ma
non perché Conte l'abbia tolto dal centro del gioco, siamo tornati anche alla formazione che lo esaltava di più. Se McTominay va valutato solamente per i gol che fa, facciamo un errore. E nella partita che non c'era McTominay, Lang e Neres e Lucca. E qua ovviamente si va nel discorso del mercato, di quanto si è speso, che mi interessa di meno. Se ce li hai i soldi spendili, ma se l'etichetta poi diventa pesante per chi deve venire a fare un certo tipo di lavoro, e allora vuol dire che non sei un giocatore destinato a fare una carriera straordinaria, perché non le devi sentire queste pressioni. Lang si è presentato purtroppo con grande spavalderia e queste cose le paghi, le puoi pagare con la tifoseria che non ti perdona niente, ma le puoi pagare anche con un allenatore che magari era convinto. Abbiamo saputo che Conte lo voleva anche l'anno scorso a gennaio, ma dal volerlo, cioè il vederlo in azione con la sua squadra, al vederlo tutti i giorni in allenamento, ci passa un mondo, perché tu puoi vedere uno che in allenamento magari è svogliato, puoi vedere uno che ti risponde, non ti risponde, magari fa delle facce. Sono ipotesi che possiamo fare. L'impatto in campo è veramente minimo finora. È chiaro che io potremmo giudicarlo solamente se avesse un po' di continuità da titolare. Secondo me c'è anche una scelta di uno che sa che potrebbe dare il meglio di sé quando gli avversari sono un pochino anche sulle gambe, e quindi potrebbe anche essere un modo che a Conte, per dargli una mano, metterlo nei 25 minuti finali, 30 minuti finali, e vai, adesso sono stanchi, approfittane, e non ne approfitta. Idem Neres, il simbolo purtroppo della discontinuità, ma non è assolutamente un leader naturale. E Lucca si è presentato con un po' di imbarazzi anche lessicali, di atteggiamento. Abbiamo l'idea, la convinzione che voglia spaccare il mondo, ma gli è stato consegnato una squadra troppo presto con l'infortunio di Lukaku, e quindi è finito nel calderone dei giudizi subito, non solo dei tifosi ma forse anche di Conte, che sperava potesse entrare in forma pronto un po' più presto, o era consapevole che gli sarebbe servito più tempo. Di conseguenza arriva Højlund, che secondo me fa molto bene, e Conte è l'unico che salva quando va in conferenza e in intervista. Marianucci è un giovanissimo, nient'altro, cioè nell'analisi dei giocatori io questi posso immaginare che possano essere quelli che abbiano bisogno di mettere il cuore, devono metterci il cuore, eccetera eccetera. Mentre parlo mi posso anche spostare da questa parte, visto che è il momento, e questo doveva essere già il titolo del video, insomma, il momento degli avvoltoi, è il momento degli sciacalli che proveranno a pasteggiare e a buttare ancora di più l'ambiente in confusione. Quindi dimissioni rifiutate, Conte, Macello devono parlare, eccetera eccetera. De Laurentiis ha twittato: leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Secondo me questo è il tweet migliore che abbia mai fatto De Laurentiis, ed è una reazione proprio a caldo che vedete da me, perché non l'ho letto prima, l'ho letto adesso dal gruppo Telegram. Continua, aspettatemi. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 C, che piacciono molto ai napoletani e non solo. Cazzim sicuramente, cuore, cazzim, casseruolo, non lo so. Sembra quasi che sai, poco. Allora, ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli e dei calciatori un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli. Sono soddisfattissimo dal linguaggio, vedi, perché alle volte noi possiamo non dire semicesso, non usare certe parole. Oggi sono soddisfattissimo del timing, perché con tempismo li blocchi subito. Del contenuto, no? Di quello che vuoi dirci, e anche del modo. Oggi proprio sono contento a 360 gradi
perché mi è piaciuta anche la scelta delle parole, il modo in cui l'ha detto, perfetto. Ora, io vi ho sempre detto che la differenza grande tra tutti quelli che sono stati i rapporti tra De Laurentiis e gli altri allenatori è che non c'era un rapporto semplicemente professionale. Quando il rapporto professionale viene a mancare, De Laurentiis a volte è rancoroso, a volte gli allenatori sono rancorosi nei confronti di De Laurentiis, comincia il battibecco mediatico e poi strascichi di brutte cose, brutto amarezza e retrogusto. Con Conte questo secondo me non avverrà, anche quando ci sarà la separazione, perché c'è amicizia di famiglia e se ha un valore ancora nel 2025 quella che è l'amicizia o la stima reciproca tra famiglie, non avverrà uno scontro pubblico fatto di tweet, di controtweet, di frecciatine, eccetera eccetera. Ci si dividerà quando sarà il momento di dividersi, ma con grande serenità. Questo è il mio pensiero e anche il mio auspicio, ovviamente, per una questione, anche quella è crescita, il dividersi però senza bruciare ponti, senza poi creare dei dissidi. Quindi io resto ovviamente dell'idea che Conte non debba andare da nessuna parte. Mi guardo intorno e gli allenatori disponibili non c'è nessuno in grado, con quella personalità, con quella possibilità di fare quello che ha fatto Conte l'anno scorso. Perché i 5 sono 10 undicesimi dello scudetto, sono quella. Tutte le frasi fatte entrano da una parte e escono dall'altra. La verità è che serviva uno che li portasse oltre i propri limiti, che ci sono e che li avevamo visti, e Conte lo ha fatto. Ora Conte questo effetto potrebbe non averlo per sempre, ma ad oggi pensare di togliere Conte, che rappresenta Conte, e mettere un Thiago Motta che viene dalle espressioni non felici. Adesso probabilmente Palladino se lo va a prendere l'Atalanta, ma un Palladino non può venire in questo Napoli in questo momento, con le velleità, con le problematiche eccetera eccetera. Serve sempre uno di spessore, altrimenti le problematiche che stiamo vedendo adesso escono semplicemente molto prima, e può essere anche che sono uscite alcune cose prima e Conte le ha sistemate nel chiuso senza farci sapere. La bomba è esplosa, perché comunque parliamo di extracampo da sistemare in qualche modo, sperando con la presenza di Oriali, sperando con il buon senso di giocatori che hanno già vissuto un'annata terribile e che, attenzione ragazzi, qua mi rivolgo ai calciatori, non vi fate venire niente, non fate i capricci, perché altrimenti non c'è bisogno di rivalutare Garcia, ma voi finireste con l'avere la massima responsabilità anche retroattiva, perché il napoletano non si dimentica niente. E allora l'avete fatto in generale, no? Poi sono rimasti pochi così, ma l'abbutinamento con Ancelotti, poi il problema con Gattuso nel finale, che è successo? Spiegateci Napoli-Verona, le problematiche con Garcia, con Mazzarri, con Calzona, adesso succede anche con Conte. Vuol dire che il problema è più profondo. Si può partire da una società che non ha forse una forza di tenere le cose a posto sempre, si allentano le maglie, e quando si allentano le maglie i calciatori dovrebbero essere capaci di autogestirsi, e se non siete capaci di autogestirvi con nessuno al comando o con tutti al comando, vuol dire che la colpa poi è vostra. Quindi fate molta attenzione, prendetevi le vostre responsabilità, perché gli alibi stanno a zero. Non dare alibi a Conte, ma Conte non vi darà più alibi a voi. Attenzione. Poi nel finale io mi rendo conto che Conte è così, che proverà, è il suo personaggio. Lo sapevamo proprio quando ho detto non dare alibi a Conte, perché Conte si lamenta e poi si sfascia tutto. Quindi, come De Laurentiis non doveva dare alibi a Conte, così non gliele devono dare i calciatori. Calciatori, non date alibi a Conte, perché altrimenti lui dice non è una cosa tecnico-tattica, siete voi che non ci mettete il cuore. Non l'aveva detto prima, non l'aveva mai usata prima come cosa, quindi vuol dire che qualcosa voi l'avete fatta o non avete fatto. Di conseguenza, tutti insieme adesso, uniti, compatti, si lavora, si sistemano delle cose anche tatticamente che secondo me si possono far meglio, e ne parleremo, e si esce tutti insieme. Serve da fare una stagione dignitosa. Abbiamo 22 punti, non siamo ultimi in classifica come la Fiorentina o siamo partiti malissimo come la Lazio. Calma
calma. E scusatemi se questo video è uscito più lungo del previsto senza l'analisi, statemi dietro, iscrivetevi al canale se avete voglia di un racconto alternativo di quello che è il calcio del Napoli, ma non solo, che non si basa sul sensazionalismo sempre, su fare la sparata che poi ti porta a essere ritwittato, viralizzato e tutte queste cose qua. Io con grande calma vi voglio raccontare il Napoli dal mio punto di vista e dal vostro, leggendo i vostri commenti. Quindi se vi piace questo modo di fare, iscrivetevi al canale e non abbiate timore, perché io non mollo, altro che ma che mollo, non mollo mai. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Forza, tutti uniti.